È incredibile per me quanto luoghi in cui trascorriamo il nostro tempo e le passiamo quel tempo conforme a chi siamo. Questa è la storia di un luogo che mi ha formato. C'è stata una parte di me che è stata in cerca di una casa, un posto a cui appartenere. E c'è un paese che tengo tornando in un posto che sento inspiegabilmente connesso a un paese che alimenta la mia curiosità. Questa è la mia storia di amore con il paese di Italia. Quindi per raccontare la storia devo ricominciare da dietro, quasi 2 anni fa quando mi sono arrivato in Italia dal Pakistan ed è stata per me esperienza nella mia vita che abbia mai avuto quell'odore giusto e l'esperienza. Ricordo ancora quando ho visitato la prima volta nella città di Udine. È stato affascinante per me vedere l'arte, la storia e la cultura. La loggia del Lionello è stato uno dei momenti più belli e storici che ho notato in città di Udine. Per me non era solo palazzo o struttura, mi sembrava proprio una storia in esso. Ero curioso di conoscere la storia della loggia, ma allo stesso tempo non riuscivo a parlare o capire la lingua italiana. È stato così difficile e impegnativo. Credevo che la lingua fosse una chiave per entrare profondamente in quella cultura, così ho iniziato a imparare una lingua. Quindi comprendi la storia e la storia ho parlato con le persone, con varie persone e ho esplorato e imparato la storia della bellissima loggia di Udine. Attuale modello. Il viaggio sull'esplorazione della storia, l'apprendimento di una lingua e l'incontro con persone diverse mi ha insegnato tante lezioni diverse, ma le qualità più importanti che ho avuto modo di conoscere su questo monumento. La prima loggia del Lionello risale al 1400 secolo. È stato progettato come uno stile gotico e far parte della Repubblica di Venezia. La loggia del Lionello mi sembra sempre una struttura di Venezia, la bellezza e la sua storia. Imparo e vivo i momenti più belli alla ricerca della storia, dell'arte e della cultura italiana. Alla fine scopriamo, impariamo ed esploriamo sempre le storie.